E siamo giunti al momento del Gran Premio Riccardo Grassi 2020, gruppo 3. Ritirato il numero 6, 1 del Duomo, lo schieramento 1 Sonia, 2 Vesna, 3 Araziboco, 4 Zeus Tech, 5 Uauca, in seconda linea 7 Zaffiro Jet, 8 Viscarda Jet, 9 Trillo Park, 10 Tinto, 11 Visa S, 12 Timone K, Trillo Park guidato da Salvatore Valentino. Favori per Araziboco 1,34 la quota, macchina che accelera gradualmente e lascia andare i concorrenti con in lotta subito Vesna, Araziboco e all'esterno di tutti Uauca. Conquista il comando Araziboco, Uauca subito lì che può accodarsi in seconda posizione, lo fa in 100 metri superando Vesna e così Araziboco leader dopo 200 metri in 13,9, Uauca velocissima nella sua scia, poi Vesna, mentre è rimasta scoperta all'esterno Visa AS. In quarta posizione alla corda c'è Zeus Stecca, al largo anche Viscarda Jet, poi Zaffiro Jet, al largo anche Tinto, via via gli altri. 400 in 28,6 per Araziboco, Uauca nella sua scia, poi all'esterno avanza Visa S che si trascina Viscarda Jet, intanto in 600 in 44,5 cerca di moderare il ritmo Alessandro Gocciadoro col 13enne. Araziboco, 2 volte vincitore del campionato europeo, detentore del record della pista con 1,10,3. Gli 800 se ne vanno in 58,8, ha aumentato nuovamente il ritmo Gocciadoro per la presenza esterna, tra l'altro della propria allieva Visa S. In corda c'è Uauca, terza posizione per Vesna, poi Sonia. Chilometro in 1,13,6, sempre leader Araziboco con Visa S all'esterno, che rimane lì in quota comunque anche a 400 dalla conclusione, a contatto rimane Uauca, poi Vesna. Ultima curva con Araziboco che cerca l'allungo, lo segue direttamente Uauca, mentre cala leggermente Visa S, in terza posizione c'è Vesna, allunga Araziboco, prende vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo, Uauca comunque si lancia in open stretch, è un bel finale con Araziboco in vantaggio, Uauca in seconda posizione, ma Araziboco è imprendibile, Araziboco vince l'ennesimo Gran Premio a 13 anni, secondo posto per Vesna che batte così sul palo Uauca, 1,11,9, 28,2 a chiudere e Araziboco cancella tutti i fantasmi di domenica scorsa a Napoli quando sbagliò al via. Vedete, sostenuto da Alessandro Gocciadoro, nel finale allunga e vince come vuole. Araziboco, Alessandro Gocciadoro, 1,34 la quota al totalizzatore, la pacca alla fine, la carezza sulla coda per Araziboco, cavallo fantastico che i Gocciadoro hanno letteralmente trasformato per il secondo. Vedete, Vesna sul palo, batte la compagna di training di colori Uauca, mentre al quarto finisce Sonia davanti a Zaffiro Jet. Successo nel Riccardo Grassi 2020 del favoritissimo Araziboco che così dopo 2 campionati europei si toglie la soddisfazione di vincere anche il Riccardo Grassi. Andiamo a sentire l'intervista con Alessandro Gocciadoro.